Con un nuovo provvedimento, il presidente della Cina, Xi Jinping, ha vietato l'esportazione di informazioni industriali in altri paesi. È l'unico o è circondato? Ma io direi una battuta, anche stando nell'attualità politica di questi giorni, gliel'ha insegnato Draghi, perché Draghi in 17 mesi di presidenza del Consiglio dei Ministri ha esercitato ben 2 volte il Golden Power, decidere da solo, senza chiedere permesso a nessuno, ha il diritto totale, ha avuto il diritto totale di interrompere la collaborazione industriale e tecnologica tra aziende italiane e aziende cinesi. Sempre con l'aspetto naturalmente di questo timore che la Cina si possa appropriare di tecnologie che ancora non ha. È ovvio che nello scambio industriale questo poi ognuno si arricchisce di quello che ha prodotto e ha inventato l'altro. Ma questa è la globalizzazione, a me fa meraviglia che qualcuno trovi così logico che poi Xi Jinping risponda allora lo faccio anch'io. So che il Pentagono recentemente si è molto preoccupato nell'aver scoperto che la Cina ha prodotto, mi pare, una trentina di navi da guerra più dell'America. E non si sapeva di questo perché ovviamente avrà dei cantieri anche molto riservati in posizioni non facilmente controllabili dai satelliti. Ma poi la Cina non ha fatto mistero anche di avere una grande eccellenza per quanto riguarda le armi. Quindi bisogna che stiamo molto attenti, il mondo deve stare molto attento perché adesso le potenze atomiche sono più di una e noi speriamo, almeno quello che si può pensare a livello internazionale, che non saranno mai usate. Ma una guerra così fuori controllo come questa che stiamo assistendo, noi non sappiamo Putin dove vuole arrivare ancora, ma sicuramente non lo sa neanche la Cina dove Putin vuole arrivare. La Cina ha interesse a investire ovunque nel mondo, come ha interesse che il mondo investa nella Cina il più possibile, mentre recentemente si sono molto assottigliate le joint venture, le collaborazioni e la Cina sta perdendo capitali in questo momento. Poi la Cina tutto sommato è abbastanza autonoma in quello che può essere la vita ordinaria, per esempio l'alimentazione, è in grado di esportare, di dar mangiare anche agli altri. L'Africa, ha parlato dell'Africa, abbiamo accennato all'Africa. Ma la Cina sono più di 20 anni che è in Africa in modo stabile, che sta penetrando in modo anche che l'Europa si preoccupa. Ma l'Europa non si è preoccupata che per 500 anni li ha portati via gli africani in catene con l'anello al naso, stesi come sardine nelle navi perché ce ne stessero di più, portandoli via dalle loro patrie, dalle loro famiglie perché andassero a faticare a fare la grande industria americana del cotone nell'Ottocento. Insomma, noi dimentichiamo che abbiamo solo portato via dall'Africa. Cosa ha fatto il Belgio nel Congo? Cose pazzesche, inenarrabili anche dal punto di vista morale, incivile. La Cina fa i suoi affari, trova che l'Africa ha bisogno di scuole, di ospedali, di ferrovie, di strade, di città, gliele costruisce. In cambio cosa fa? Gli serve il legname, le materie prime, i minerali, i metalli e fanno scambio, è normale. Ripeto, è la globalizzazione. Ora, siccome sembra una cosa inventata dagli americani in California, qualche 30, 40, 50 anni fa, e sembra anche che sia una cosa buona, non si capisce perché se la Cina partecipa alla globalizzazione, allora fa rapine negli altri paesi, con i quali tra l'altro scambia merci, prodotti, intelligenza e anche quella artificiale che è molto interessante.